Benvenuti fratelli carissimi a questo terzo appuntamento del nostro pellegrinaggio virtuale. Ci sentiamo un po' a Lourdes anche questa sera nel vivere questo momento di preghiera, la Via Crucis. Useremo delle immagini che raffigurano i quadri che solitamente invocavamo nel nostro vivere la Via Crucis in quel di Lourdes. Le testimonianze che ascolteremo sono tratte dalle testimonianze di esperienza Covid che ci fanno riflettere anche su questa situazione che stiamo ancora vivendo. Ci disponiamo allora a vivere qui in presenza, in modo particolare con il gruppo dell'Unitalsi, ma uniti a noi anche tanti amici che non hanno potuto essere in presenza attraverso i canali social di Tenda TV, che ringraziamo per la loro disponibilità. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Eccoci a vivere questo momento di preghiera e riflessione dentro il nostro pellegrinaggio virtuale. Questa sera ci aiuteremo anche con le immagini della Via Crucis di Lourdes che tante volte abbiamo guardato e sempre ci hanno aiutato a riflettere e pregare. Dedicare un po' di tempo alla Via Crucis e rendersi disponibili a vivere con Cristo questo cammino verso la Pasqua e riconoscere che Egli è già passato nella prova. Ha già abitato l'esperienza della croce. Per questo può indicare anche a noi, in modo credibile e vero, una via di risurrezione. Offriamo a Gesù quanto ci pesa in questo momento, sia per le condizioni esterne a noi, sia per tutte quelle situazioni interiori che sono per noi motivo di sofferenza, paura, dubbio, fatica. Viviamo le nostre piccole croci sentendo che Cristo le porta con noi e dà ad esse un senso. Le riflessioni che ascolteremo sono state scelte tra alcune testimonianze reali di questo tempo di pandemia. Preghiamo. Signore Gesù, tu ti sei fatto nostro fratello condividendo anche la sofferenza. Hai accettato la croce per salvarci. Fa che un giorno possiamo essere uniti con te nella gloria del cielo. Tu sei Dio e vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Padre, de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Prima stazione. Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce dentro il mondo. I capi religiosi con gli anziani del popolo si riunirono in consiglio contro Gesù per farlo morire. Quindi, legatolo, lo consegnarono a Pilato. Il governatore romano Pilato, dopo averlo fatto flagellare, lo condannò a morte. Dal diario di un contagiato da Covid-19. Non sai a cosa pensare, la tua mente vaga nel buio di tante notizie ascoltate. Pensi ai tuoi figli, a tua moglie, ai tanti progetti, mentre come un bombardamento risuona nelle tue orecchie la sentenza di condanna. È arrivato il risultato del tampone.
Lei è positivo. Ti senti in colpa verso te stesso, verso il prossimo, verso la storia. Allora, per la prima volta, ti ritrovi a pregare colui che fu ingiustamente condannato, ritenuto l'autore di ogni male, e preghi mentre il tuo respiro si fa corto. Non abbandonarmi, mio Signore, non abbandonare l'umanità. Intanto il tuo nome corre di bocca in bocca, accuse, compassione, condanna, solidarietà. Ha inizio la Via Crucis. Ad ogni invocazione rispondiamo: aiutaci, o Signore. Aiutaci, o Signore. Insegnaci a meditare il Vangelo, ti preghiamo. Aiutaci, o Signore. Insegnaci a seguire Gesù anche nei momenti difficili, ti preghiamo. Aiutaci, o Signore. Facci vivere con gioia nella nostra comunità, ti preghiamo. Aiutaci, o Signore. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Seconda stazione. Gesù è caricato della croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce dal Vangelo secondo Luca. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Dal diario di un sindaco. Nei discorsi di circostanza 1000 volte avrò detto che la politica è servizio e che comporta anche rinunce e, se necessario, pagare di persona. Ma mai e poi mai avrei pensato di non dormire, di avere le palpitazioni e di ritrovarmi con la mente a contare le case della mia città, sforzandomi di ricordare chi vi abita. Sto scoprendo che mi trovo carico di una croce enorme. Devo proteggere coloro che governo, devo essere prudente, devo considerare 1000 cose, devo decidere, devo prevenire, devo rimproverare. Allora mi ricordo delle parole dette dalla suora il primo giorno di scuola materna. Inizia sempre la tua giornata facendo il segno della croce. Lo faccio e prego affinché la croce si salvi. Facciamo insieme la preghiera. Signore Gesù, ecco la tua croce davanti a noi. Ci fa paura questo tipo di legno, severo ed esigente. Ci fa venire in mente la sofferenza e noi vorremmo evitarla. Ci fa venire in mente che la vita non è tutta facile e noi vorremmo respingere lontano gli ostacoli. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Terza stazione. Gesù cade la prima volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal libro del profeta Isaia. Egli si è recato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo
castigato, percosso da Dio e umiliato. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Dal diario di un'infermiera. Eccomi, accasciata, quasi schiacciata dal peso della stanchezza. La tastiera del mio computer diventa il mio guanciale. Non mi reggo più in piedi. Affiaccarvi in questo modo non è solo un turno che dura da ore interminabili e senza nessuna possibilità di sosta, ma sono quegli occhi che cercandoti ti supplicano di aiutarli. Sono quelle mani che si alzano a stento dal letto per catturare un po' d'aria. Sono gli sguardi dei colleghi che ti dicono: pensa a quel tizio sulla barella in fondo, poiché a questo ormai restano solo pochi minuti. E io sono caduta schiacciata da questo immane dolore. E così siamo in due, amato Signore, a cadere sotto la croce che salva. Ad ogni invocazione ripetiamo insieme: sostienici, Signore. Sostienici, Signore. Quando fatichiamo a portare il peso della nostra croce, ti preghiamo. Sostienici, Signore. Quando non riusciamo a condividere la croce dei nostri fratelli, ti preghiamo. Sostienici, Signore. Quando siamo chiamati a compiere un servizio che ci costa tanta fatica, ti preghiamo. Sostienici, Signore. Santa Madre de voi fate, che le gare del Signore siano impresse nel mio cuore. Quarta stazione. Gesù incontra Maria, sua madre. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Dal diario di una mamma. Tutto potevo pensare, tutto immaginare, finanche che un giorno mio figlio non mi volesse più vedere, ma non poteva passare dalla mia mente che un giorno mi sarebbe stato impossibile abbracciare mio figlio, anzi vietato, che sentendo il suo pianto al telefono e vedendo le sue lacrime scorrere nello schermo di un tablet, mi sarei dovuta arrendere pronunciando parole a me stessa sconosciute. Meglio che non vieni, resta dove sei. Ed intanto il mio cuore grida: torna presto, ti prego. E come se non bastasse ripenso: l'uomo non separi ciò che Dio ha unito. Ed intanto sono lontana pure da mio marito, isolati per prudenza e per amore. Madre di tutti i dolori, tu sola puoi capire, a te sola mi rivolgo. Abbrevia queste distanze, illumina questo isolamento, donaci abbracci nuovi. Vorremmo imparare da Maria a mettere ai piedi della tua croce il nostro amore, il nostro bene. Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, ci sostenga e ci accompagni. Diciamo insieme: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quinta stazione. Gesù è aiutato dal Cireneo. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene che tornava dai campi e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Dal diario di un medico. Eccomi qui, anch'io condannato a fare il Cireneo, destinato a sollevare una croce che è più pesante del mondo intero, la croce della speranza, di chi vuole sapere, vuole capire, vuole sentirsi dire andrà tutto bene. Ho scelto di fare il medico perché volevo contribuire ad alleviare la sofferenza, ma non ho scelto di fare Dio. Eppure oggi gli occhi che mi guardano in questa valanga di barelle che scorrono davanti a me sembra abbiano lo stesso sguardo di Cristo quando incontrò il Cireneo. Chi potrà mai sollevare questo peso se tu, Signore, non sollevi l'anima mia? Rispondiamo dicendo: perdonaci, Signore. Perdonaci, Signore. Quando abbiamo pensato che il dolore e la sofferenza degli altri non era affare nostro, ti preghiamo. Perdonaci, Signore. Quando preferiamo i nostri interessi e restiamo indifferenti di fronte ai malati, ai poveri, ai sofferenti, ti preghiamo. Perdonaci, Signore. Quando assecondiamo giudizi superficiali, tacciamo di fronte alle falsità, scegliamo i nostri comodi senza pensare ai più vulnerabili, ti preghiamo. Perdonaci, Signore. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Sesta stazione. Gesù incontra la Veronica. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Che con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Salmo 27. Il mio cuore ripete il tuo invito. Cercate il mio volto. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto. Non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto. Non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Dal diario di un anziano. Non capisco, anzi, non voglio capire, ma si continua a dire che a morire di Covid-19 sono prevalentemente gli anziani. Anzi, si sottolinea l'età, quasi a dare un messaggio trasversale. Non temete, tanto dovevano morire lo stesso da lì a poco. Piango con i miei occhi che hanno visto la guerra, ma questa non è una guerra, perché non si può firmare un armistizio. Il campanello della mia porta, che non si apre mai, suona ed una voce mi dice: ha bisogno di qualcosa? Come il lino di Veronica sul volto di Cristo,
così quella voce sul mio cuore. Siano benedetti i volontari di ogni dove, perché continuano a porgere quel sacro lino. Rispondiamo dicendo: rendici capaci di amare. Rendici capaci di amare. Quando incontro persone che hanno bisogno del mio aiuto, ti preghiamo. Rendici capaci di amare. Quando dovrei vivere un servizio, ti preghiamo. Rendici capaci di amare. Quando potrei donare il mio tempo e il mio ascolto, ti preghiamo. Rendici capaci di amare. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Settima stazione. Gesù cade la seconda volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dalla lettera ai Filippesi. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale spogliò se stesso e apparso in forma umana si umiliò, facendosi obbediente fino alla morte di croce. Dal diario di una suora. Per prevenire il contagio e tutelare la salute è stato disposto che nel nostro convento non venga nessuno, neanche il sacerdote, per celebrare la Santa Messa. Ci troviamo nell'impossibilità di fare la comunione e io sento nelle membra della mia anima una stanchezza mortale. In aggiunta mi sento pure derisa da chi sembra dirmi che la mia pena è niente rispetto al sacrificio dei sanitari e alla sofferenza dei malati. Ma io ugualmente voglio gridare a te, uomo della croce, vieni presto in mio aiuto, amato Signore. Mi sento morire senza di te e voi che cercate la salute, permettetemi di cercare la salvezza. Facciamo insieme la preghiera. Signore Gesù, rialzaci. Tu sei caduto sotto il peso della croce e poi ti sei rialzato. Le tue ginocchia si sono sporcate di sangue. Rialza anche noi dopo ogni caduta, dopo ogni fallimento. Rialza anche noi dopo ogni sbaglio, dopo ogni peccato. Rialza l'umanità che in questo tempo di pandemia sta soffrendo. Fa che possiamo alzarci in piedi con tutta la nostra vita e correrti incontro. Amen. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Ottava stazione. Gesù incontra le donne di Gerusalemme. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Lo seguivano alcune donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: Figli di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Dal diario di un giovane. Mi sento meschino, chiuso in questa stanza,
a drogarmi di televisione e di musica. Non esco neanche per parlare con i miei genitori, eppure la paura, che chiamo prudenza per vergogna, è più forte di me. Vorrei prendere il telefono e dire a qualcuno cosa posso fare per chi ha bisogno, ma non ci riesco e allora capisco ciò che di sfuggita ho sentito ieri sera in TV. Piangete sui vostri figli. Ho bisogno di coraggio, di tanto coraggio. Amici che avete la mia età e che avete avuto in dono il coraggio, contagiatemi con la forza del vostro esempio. Signore Gesù, vorremmo essere una carezza per te, per darti il nostro sostegno. Vogliamo esprimerti la nostra vicinanza con la preghiera che ci hai insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Nona stazione. Gesù cade la terza volta sotto la croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal libro del profeta Isaia. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori e non aprì la sua bocca. Dal diario di una donna. Restate a casa, continuano a dire, ma quando la casa è un inferno, queste parole suonano come una condanna. Restate a casa, sì, resto a casa, a subire angherie di ogni tipo, violenza e botte senza sosta. Io voglio scappare di casa. Il telefonino mi sembra assumere il volto di Dio che mi dice: coraggio, componi il numero e io verrò a salvarti, grazie alle mani di tanti cuori generosi. Mi faccio forza e, caduta sotto i colpi della violenza, mi rialzo e continuo a sperare in colui che può e finalmente chiedo aiuto. Ripetiamo insieme: ti ringraziamo, Signore. Ti ringraziamo, Signore. Perché anche se umiliato hai continuato ad amarci. Ti ringraziamo, Signore. Perché ancora prima del nostro pentimento tu ci hai perdonati. Ti ringraziamo, Signore. Perché continuamente ti prendi cura di noi. Ti ringraziamo, Signore. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Decima stazione. Gesù è spogliato delle vesti. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Giovanni. I soldati lo spogliarono delle vesti e ne fecero 4 parti, una per ciascun soldato,
e della tunica tessuta tutta d'un pezzo da cima a fondo, dissero tra loro: non dividiamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Dal diario di un figlio. Mi sento nudo, impotente, senza fiato. Non so a chi telefonare. I medici hanno ragione ad indisporsi, perché non esiste solo mio padre, ma il mio cuore scoppia, non regge. Non conosco neanche l'ospedale dove è stato ricoverato. Anche il telefono dell'operatore del 118 squilla a vuoto. Finalmente una chiamata, ma sento dalla voce che qualcosa non va. Mi raggelo. Suo padre non ce l'ha fatta. Ed io lontano, impotente, scopro che solo quel Cristo appeso alla croce può aiutarmi a portare questo peso. Lo invoco singhiozzando e non venite a dirmi che la fede non serve, perché è l'unica cosa reale in questo momento, più reale di questa realtà surreale. Insieme. O Dio, che nel tuo amore di Padre ti accosti alla sofferenza di tutti gli uomini e li unisci alla Pasqua del tuo Figlio, rendi sicuri e forti nelle prove, perché sull'esempio di Cristo impariamo a condividere con i fratelli il mistero del dolore, illuminati dalla speranza che ci salva. Amen. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 11ª stazione. Gesù è inchiodato sulla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, Perché con la tua santa dal Vangelo secondo Luca venivano condotti insieme con Gesù anche 2 malfattori per essere giustiziati. Quando giunsero sul luogo detto Cranio, la crocifissero lui e i 2 malfattori. Gesù diceva: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Dal diario di un sacerdote. La mia vita è sempre stata un mistero per me stesso e anche per gli altri. E questo perché la vocazione stessa è un mistero. Ma oggi sento tutto il peso della mia chiamata. Mi sento come il samaritano che deve soccorrere il ferito, come gli apostoli che devono sfamare la folla, come Mosè che deve pregare sul monte, come Giovanni che deve oltrepassare le guardie per stare vicino a Cristo, come Maria che deve sorreggere il peso del dolore e dell'amore. Non so come mi sento, ma di certo mi sento accanto ad ogni crocifisso. Amato Maestro, che hai sfamato le folle, guarito i malati, ammonito i peccatori, pregato il Padre, sfidato i potenti, consolato gli afflitti, donami di essere un altro Cristo. Ripetiamo. Donaci, Signore, di convertirci al Vangelo. Donaci, Signore, di convertirci al Vangelo. Fa che riconosciamo i nostri peccati e ci impegniamo nella via della penitenza e della carità. Ti preghiamo. Donaci, Signore, di convertirci al Vangelo. Aiutaci a passare dall'osservanza esteriore delle pratiche ad una vita piena di misericordia. Ti preghiamo. Donaci, Signore, di convertirci al Vangelo. In questo tempo in cui si è maggiormente in casa,
dona alle coppie e alle famiglie di consolidare il loro amore, che ciascuno cerchi di rendere felici gli altri. Ti preghiamo. Donaci, Signore, di convertirci al Vangelo. Santa Madre de voi fate, che le gare del Signore siano impresse nel mio cuore. 12ª stazione. Gesù muore in croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Il velo del Tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Ci mettiamo in ginocchio e rimaniamo in preghiera silenziosa davanti a Cristo Gesù, che dona la sua vita sulla croce per la nostra salvezza. Facciamo insieme la preghiera. Aiutaci ad accogliere ed abbracciare la tua croce, Signore, perché lì, su quel legno, tu ci hai dato appuntamento e continui a darci il tuo abbraccio, con le braccia sempre spalancate. Amen. Santa Madre de voi fate, che le gare del Signore siano impresse nel mio cuore. 13ª stazione. Gesù è deposto dalla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Giovanni. I soldati, venuti da Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli colpì il costato con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Dal diario di un vigile urbano. Dirigere il traffico, vigilare sugli altri, questo il nostro compito. Quando si sta ad un incrocio si incontra di tutto, conosci storie, ascolti racconti, fermi squilibrati, ma ciò che ha oltrepassato l'uniforme e persino la barriera del cuore è stato ritrovarmi ad assistere alla sepoltura in questi giorni di pandemia. Solitudine, silenzio assordante, assenza di lacrime, solo 2 segni divenuti lenzuolo di questa pietà, la benedizione del sacerdote e il mio scattare sull'attenti per dire addio. Così come Giuseppe d'Arimatea mi ritrovo innumerevoli volte davanti al sepolcro. La morte è così, è più morte, ma la pietà non ce la faremo rubare mai.
Ripetiamo insieme: Signore Gesù, donaci il coraggio dell'amore. Signore Gesù, donaci il coraggio dell'amore. In questo tempo, nel rispetto delle precauzioni sanitarie, donaci la fantasia della carità per far sentire il tuo conforto a chi è solo e a chi è nel lutto. Ti preghiamo. Signore Gesù, donaci il coraggio dell'amore. Aiutaci a non giudicare chi è caduto, perché non sappiamo il peso della sua croce. Ti preghiamo. Signore Gesù, donaci il coraggio dell'amore. Aiutaci a restare accanto alle famiglie ferite, ai coniugi traditi, a quelli che stanno lottando per rialzarsi. Ti preghiamo. Signore Gesù, donaci il coraggio dell'amore. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 14ª stazione. Gesù è portato nel sepolcro. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Matteo. Giuseppe d'Animatea, preso il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose nella sua tomba nuova. Rotolata poi una grande pietra all'entrata del sepolcro, se ne andò. Dal diario di un carcerato. Forse qualcuno ha sperato il sepolcro per noi e poiché non ci possono seppellire vivi, ci sopportano. Non so come sarà il sepolcro, ma questa cella non è molto dissimile. Eppure abbiamo visto scorrere i fiumi del perdono di Dio ed ora ci sentiamo confortati nel ripetere: ero carcerato e siete venuti a visitarmi. Quindi ti sei fatto uomo, ma ti sei fatto anche carcerato. Se moriamo noi in questo tempo di pandemia, importa a pochi, ma fortunatamente anche noi abbiamo madri, padri, mogli, figli, mariti, che al di là di ogni colpa e di ogni pena continuano ad amarci. Sono il tuo volto divino, crocifisso, che anche oggi ripete: neanche io ti condanno. Va, ed ora in poi non peccare più. Ripetiamo. Signore, dona il tuo amore. Signore, dona il tuo amore. Per i nostri fratelli che sono morti soli in ospedale, senza il conforto dei familiari, ti preghiamo. Signore, dona il tuo amore. Per coloro che hanno sperimentato il tradimento, la solitudine, l'abbandono. Signore, Dona il tuo amore. Per coloro che hanno una ricerca di fede tormentata dai dubbi e sono stati scandalizzati dai nostri peccati, ti preghiamo. Signore, dona il tuo amore. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 15ª stazione. Gesù risorge da morte. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Marco. L'angelo disse alla donna: non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui.
dal diario di un medico. Mai, negli incubi più oscuri, ho immaginato che avrei potuto vedere e vivere quello che sta succedendo qui. L'incubo scorre, il fiume diventa sempre più grande. All'inizio ne arrivavano alcuni, poi decine e poi centinaia, e ora non siamo più dottori, ma siamo diventati dei selezionatori sul nastro. Fino a 2 settimane fa io e i miei colleghi eravamo atei. Era normale perché siamo medici e abbiamo imparato che la scienza esclude la presenza di Dio. Ho sempre riso dei miei genitori che andavano in chiesa. 9 giorni fa un sacerdote di 75 anni venne da noi. Aveva gravi problemi respiratori, ma aveva una Bibbia con sé e ci ha impressionato che la leggeva ai morenti e li teneva per mano. Eravamo tutti dottori stanchi, scoraggiati, psichicamente e fisicamente sfiniti, quando abbiamo avuto il tempo di ascoltarlo. Ora dobbiamo ammettere, noi come umani abbiamo raggiunto i nostri limiti. Di più non possiamo fare e sempre più persone muoiono ogni giorno. Ci siamo resi conto che dove finisse ciò che l'uomo può fare, abbiamo bisogno di Dio e abbiamo iniziato a chiedere aiuto a Lui. Ripetiamo: donaci, Signore, la luce della fede. Donaci, Signore, la luce della fede. Accresci in ogni cristiano la gioia di credere nel tuo amore, ti preghiamo. Donaci, Signore, la luce della fede. Guida gli sposi nel fare scelte coraggiose ed evangeliche nella loro vita matrimoniale, ti preghiamo. Donaci, Signore, la luce della fede. Sostieni gli educatori alla fede, perché formino con passione le nuove generazioni a seguire Gesù che dona la luce. Donaci, Signore, la luce della fede. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Soltanto un breve pensiero che possa accompagnarci dopo questa via crucis che abbiamo ascoltato. Quante volte nei mesi passati ho pensato di essere sotto la croce con i miei anziani della casa di riposo, sotto la croce con le chiese vuote, sotto la croce per le strade deserte, sotto la croce. E mi chiedevo perché. Chissà, quell'apostolo Giovanni che era sotto la croce, quante volte si sarà chiesto perché, Signore? E più mi chiedevo il perché, e più mi agitavo. E più mi chiedevo il perché, e più non trovavo risposte. Ma la risposta c'era. Un giorno, nella cappella della casa di riposo, mentre stavo pregando i vesperi, mi arriva una nonnetta e mi dice: posso pregare con te? E si è seduta accanto, in barba alle distanze, e abbiamo recitato un Padre Nostro insieme. E quando ho finito il Padre Nostro mi sono detto: ecco la risposta. Da sotto la croce
alziamo lo sguardo. Ed è lo sguardo del crocifisso, che non si è domandato perché, ma si è dato gratis. E allora il cuore diventa più capace di fare silenzio. E allora il cuore diventa più capace di donarsi agli altri. E allora il cuore diventa più capace di amare. Ma è quel volto donato che ci dà coscienza, che ci dà capacità, che ci dà amore. E allora, fratelli e sorelle, ecco la Via Crucis. Alziamo il nostro sguardo e incontriamo lo sguardo di Gesù, che non è più uno sguardo di morte, ma di risurrezione, che non è più uno sguardo di paura, ma di risurrezione, che non è più uno sguardo perduto chissà dove, ma è uno sguardo di risurrezione, che attende ciascuno di noi per condividere per sempre la vita. Dio onnipotente ed eterno, tu sei il nostro ristoro nella fatica e sostegno nella debolezza. Invocando la tua misericordia in questo momento di smarrimento e di pericolo, a te ci rivolgiamo, noi tue fragili creature, per ricevere energia, esistenza e vita. Preghiamo insieme e diciamo: donaci la tua grazia, Signore. Donaci la tua grazia, Signore. Padre Santo, affidiamo a te gli ammalati e le loro famiglie. Porta guarigione al loro corpo, alla loro mente e al loro spirito. Preghiamo. Donaci la tua grazia, Signore. Aiuta tutti i membri della società a svolgere il proprio compito e rafforza in ciascuno lo spirito di solidarietà e di servizio fraterno. Preghiamo. Donaci la tua grazia, Signore. Sostieni e conforta i medici e gli operatori sanitari che si trovano in prima linea, perché non si scoraggino e sentano accanto a sé la solidarietà di ogni cittadino e il sostegno fattivo delle istituzioni pubbliche. Preghiamo. Donaci la tua grazia, Signore. Tu che sei fonte di ogni bene, benedici l'intera famiglia umana. Allontana da noi ogni male e la forza in tutti la speranza e la fiducia nel tuo amore. Preghiamo. Donaci la tua grazia, Signore. Accompagna noi, personale dell'Unitalsi, ad essere segno del tuo amore negli ambienti della nostra vita quotidiana. Sappiamo essere testimoni non solo con le parole, ma anche con gesti concreti di vicinanza. Preghiamo. Donaci la tua grazia, Signore. In te, o Padre, noi confidiamo e a te innalziamo la nostra supplica. Tu che sei autore della vita, rafforza la nostra speranza e sostieni il nostro impegno al servizio tuo e dei nostri fratelli, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi E con il tuo spirito. vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Recitiamo insieme la preghiera al crocifisso. Signore, Padre Santo, che nella croce del tuo Figlio
hai posto la sorgente e la causa di ogni grazia e benedizione. Assisti con il tuo amore il popolo in questo momento di prova. Consola i malati, custodisci i medici e tutti gli operatori sanitari. Sostieni i volontari, accompagna i ricercatori, illumina coloro che hanno responsabilità politiche e sociali. Dona forza ai tuoi sacerdoti. Accogli nella tua pace i defunti. Tutti e ciascuno sentano la tua paterna presenza per vivere questo tempo con fede, carità, speranza e sperimentare la potenza della croce, albero della vita e principio della creazione nuova. Amen. Andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Ti saluto, croce santa, che portasti il Redentore. Gloria, lode, onor ti canta, ogni lingua ed ogni cuore. Tu nascesti fra braccia